No. Buongiorno a tutti. È un piacere poter essere qui nella sala stampa del Consiglio regionale del Veneto per presentare un progetto di legge a cui tengo particolarmente, proposto da Europa Verde Veneto e che porto con orgoglio per intervenire nel dare un'opportunità ai cittadini del Veneto. Infatti questo è un progetto di legge dal titolo Disposizioni in materia di servizio volontario di vigilanza ecologica ed essenzialmente si occupa di dare l'opportunità ai cittadini del Veneto di compartecipare all'attività di vigilanza, tutela e formazione in ambito ambientale. È un progetto di legge che nasce da un'esperienza anche molto personale nel raccogliere in questi anni di attività politica e di attività ambientale, nel raccogliere appunto nel territorio il desiderio di molti cittadini nel poter compartecipare di più, nel poter essere cittadinanza attiva, capace di dedicarsi, nei limiti di quello che è consentito al volontario, all'attività di preservazione ambientale all'interno e in collaborazione con le istituzioni che operano in questo ambito in Veneto. Motivo per cui abbiamo presentato un progetto di legge che si ispira a un percorso normativo che in realtà in altre regioni ha diversi anni. Per esempio in Regione Lombardia già dal 1980 è vigente una norma che parla dell'attività delle guardie ecologiche volontarie e che si è perfezionata nel corso degli anni ampliando ulteriormente anche l'ambito di azione fino ad arrivare appunto al 2020. Un ambito di azione che vede la identificazione e la formazione istituzionale di guardie ecologiche volontarie che potranno collaborare con diversi enti che nel territorio regionale si occupano della prevenzione e del controllo ambientale: comuni, parchi regionali, province, gestori dei rifiuti, protezione civile, scuole e molti altri. A seguito della regione Lombardia si sono affiancate tante altre regioni, penso per esempio al Piemonte, alla Liguria, all'Emilia Romagna, alla Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata e la Calabria. Tutte quante hanno una normativa riguardo appunto le guardie ecologiche volontarie. Il Veneto non può essere da meno e per questo motivo abbiamo previsto che finalmente possa esserci l'istituzione di una norma che consenta di creare questo strumento e di permettere ai cittadini di poter accedere a corsi di formazione e certificazioni ufficiali per poter collaborare con questi enti, ribadisco, nell'attività di prevenzione, formazione e attività appunto di controllo ambientale. Chi sono le guardie ecologiche volontarie che identifichiamo all'interno di questo progetto di legge? Sono persone che volontariamente si impegnano nell'organizzare momenti formativi e di educazione ecologica con le scuole e con la cittadinanza assieme ad altri enti associativi del territorio, che collaborano con gli enti organizzatori di servizi ambientali, integrando quindi la loro azione con l'attività volontaristica insieme appunto a quella poi amministrativa, e che rivestano nei limiti delle funzioni svolte la qualifica di pubblico ufficiale, verificando anche il rispetto della normativa ambientale, l'applicazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali finalizzate alla tutela ambientale, di cui sono però anzitutto promotori attivi di formazione e di informazione all'interno del territorio. E poi esercitano anche poteri di accertamento sulla salvaguardia della flora e della fauna, sulla disciplina dei parchi regionali e riserve, sugli scarichi nei corsi d'acqua, sullo smaltimento e abbandono dei rifiuti. Pensiamo alle tante segnalazioni che riceviamo sia magari come attivisti che anche come politici dalle associazioni che nel territorio si occupano anche della raccolta dei rifiuti e che vivono costantemente delle situazioni di difficoltà nel poter esercitare anche in sicurezza il loro compito e la loro aspirazione appunto di tutela e prevenzione ambientale. Gli ambiti di intervento sono molteplici quindi e per questo motivo è necessaria l'azione di tutela dell'ambiente attraverso un aumento dell'attività di consapevolezza popolare, di prevenzione e di controllo, e tutto questo non può prescindere in tutto questo non può prescindere un'adeguata formazione, motivo per cui l'istituzionalizzazione di questo sistema di controllo e prevenzione ambientale deve essere affiancata da un sistema di formazione certificata con il riconoscimento, con corsi appunto propedeutici a una successiva nomina a titolo di guardia giurata effettuata dal prefetto e al decreto di incarico presso l'ente organizzatore per il quale svolgeranno il servizio. Quindi un'istituzionalizzazione
professionalizzazione che serve anche per garantire che le persone siano adeguatamente preparate e che non abusino della propria posizione. L'obiettivo quindi è quello di disciplinare l'istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica anche in Veneto, e per fare questo, per rispondere all'ispirazione di tanti cittadini che ci hanno chiesto di poter partecipare di più in questa operazione, sia in relazione all'aumento della sensibilità nel contrasto di fenomeni appunto di inquinamento, di abusi, di violazioni normative a danno dell'ambiente, della flora e della fauna, ma anche in direzione a una consapevolezza rispetto alla nostra responsabilità nel contrasto della crisi climatica, abbiamo presentato questo progetto di legge e abbiamo deciso di coinvolgere anche in questa, non soltanto nel percorso di scrittura di questa legge, ma anche in questa presentazione, due soggetti che ci possono raccontare da una parte le aspirazioni per il Veneto con l'istituzione delle guardie ecologiche volontarie e dall'altra le esperienze attualmente in essere anche dentro la nostra regione, non soltanto fuori, visto che già oggi esistono delle guardie ecologiche volontarie all'interno del Parco Colli Euganei. Per cui darei subito la parola alla parte veneta con Legambiente Veneto, rappresentato dal presidente Luigi Lazzaro e da Hermes Bolzon, che ci potranno raccontare le aspirazioni che spero possiate avere e anche la prospettiva che potrà avere questo strumento nella realizzazione del vostro compito di attivismo e di divulgazione, di ricerca, di proposta ambientale. E dall'altra parte abbiamo un ospite che viene da fuori regione, che è Luca Saponaro, che è una guardia ecologica della provincia di Ferrara, sì. Si è occupato di formazione delle guardie ecologiche anche in Veneto, anche per il Veneto, per il Parco Colli Euganei, e da cui appunto desidererei avere una immagine di quello che è dell'utilità che ha avuto per la provincia di Ferrara questo strumento, e anche di ciò che non dobbiamo ripetere magari come errori per mettere in pratica questo strumento. Per cui do la parola a Luigi Lazzaro, sì. E ti ringrazio della presenza. Intanto grazie per l'invito, ci fa piacere essere qui come associazione, poi sarò rapido, lascio a Hermes magari andare più sulle motivazioni e le ambizioni di questa legge, o meglio del percorso di questa legge nel futuro per la nostra regione. A noi interessa moltissimo poter ragionare di un nuovo strumento normativo regionale che manca, che da anni chiediamo, proprio per stimolare nei cittadini una partecipazione che non sia appunto quella repressiva ma quella preventiva, e quindi aiutare a formare cittadini, in primo luogo le associazioni riconosciute che già esercitano attività di presidio del territorio, che possono aggiungere un'azione, un tassello in più rispetto a quello di cui già si occupano. Ed è importante farlo attraverso una normativa che metta a sistema, che organizzi tutte le attività in maniera omogenea nel territorio rispetto alle norme che si debbono seguire, e che aiuti a agevolare quelli che sono i rapporti e le relazioni tra i cittadini, le organizzazioni ambientaliste e chiaramente le istituzioni e gli organi preposti, e che fanno il loro dovere. Mi riferisco chiaramente agli organi di polizia locale piuttosto che alle forze dell'ordine in generale, che hanno una grande mole di lavoro, e noi lo vediamo dai dati quando leggiamo i dati delle forze dell'ordine rispetto al lavoro che fanno di repressione chiaramente nel territorio, ma anche di controlli e poi di elevazione magari di tante contravvenzioni, e quindi oltre che dei peggio reati che finiscono anche magari sul fronte penale. Per noi è importante poter essere un elemento di supporto a un'azione istituzionale, ripeto, e repressiva, facendolo attraverso invece la partecipazione, la conoscenza dei cittadini, la conoscenza e la divulgazione di cosa significa fare un crimine contro l'ambiente naturale, e poter mettere un po' a sistema tanto lavoro di monitoraggio e di azione dei circoli che viene fatto nel territorio, perché esiste anche una mole di dati che noi continuamente portiamo all'attenzione dell'opinione pubblica, raccolta grazie al presidio dei cittadini, che non sono presidi di repressione, ma sono presidi di controllo e di custodia del nostro territorio. Ecco, se le guardie ecologiche diventeranno i custodi del nostro territorio, per noi è la strada da seguire, da supportare, e ci auguriamo che l'iter sia più rapido possibile in Consiglio regionale, e che accolga più possibile da tutti gli schieramenti un'approvazione per costruire la legge migliore possibile. Grazie a tutti i presenti per l'invito. Sono Hermes Bolzon, sono volontario di Legambiente.
E come volontario che opera sul territorio, una delle necessità che abbiamo percepito maggiormente è quella di avere un dialogo, non dico privilegiato, però concreto, con quelle che sono le istituzioni e le forze dell'ordine che spesso operano sul territorio. E una delle richieste che molto spesso ci viene fatta è che, vivendo il territorio, siamo a conoscenza di quelli che sono situazioni magari anche un po' illegali che si possono presentare sullo stesso, e quindi avere un punto di visione privilegiato e di controllo. Personalmente l'attività che viene fatta passa attraverso le segnalazioni istituzionali, PEC e quant'altro, inviate a carabinieri forestali, a polizia locale. Molto spesso viene data notizia di reato anche alla prefettura, che in più occasioni ci ha ringraziato per l'attività che viene svolta. Tuttavia manca ad oggi quella che è una condivisione della conoscenza delle normative in tema ambientale da poter diffondere con altri soggetti. Ecco allora che l'ipotesi di avere dei volontari istituiti e formati e anche riconosciuti che operano sul territorio può essere una strada che facilita la condivisione e la conoscenza di queste norme e di conseguenza anche il rispetto. Parlo banalmente per quanto riguarda anche il trasporto dei rifiuti, che molto spesso viene fatto da ditte non autorizzate al di fuori delle norme. Parlo dell'abbandono dei rifiuti stesso, dove magari chi abita nella zona vede delle informazioni che possono essere utili poi per gli inquirenti per individuare chi è stato il soggetto. Se questa attività viene svolta da figure riconosciute, l'attività istruttoria successiva viene semplificata e mi auguro che possa portare ad un miglioramento di quello che è le condizioni ambientali del territorio. Grazie infinite a Luigi e ad Hermes, quindi un'azione, come dire, di condivisione e di alleanza tra le istituzioni e i cittadini, una cittadinanza attiva riconosciuta, istituzionalizzata, preparata e anche con una copertura assicurativa che molto spesso appunto il volontario da solo o in ambito associativo fa fatica ad ottenere, quindi una sorta di tutela per il cittadino che si mette a disposizione e di tutela ambientale preventiva. Raccontaci l'esperienza, Luca, da Ferrara. Diciamo che noi in Emilia-Romagna è dall'89 che c'è la legge regionale e dall'89 ad oggi abbiamo visto veramente una grande differenza, nel senso che avevamo dei grandi problemi di abbandoni, grandi problemi di ambiente, grandi problemi sulla caccia, sulla pesca, sui funghi, sui tartufi, roba del genere. Cose che adesso invece la popolazione pian piano ha imparato, soprattutto a conoscere la nostra figura, non a temerci perché noi usciamo, ma alla fine di repressione ne facciamo ben poca. Noi facciamo più che altro molto monitoraggio nelle scuole e molto monitoraggio sul territorio tramite conferenze che facciamo con i cittadini che vogliono appunto metterci a disposizione. Le cose negative che ci possono essere è che ancora certe figure tipo Polizia di Stato, ma anche la stessa municipale, non ci vede di buon occhio perché pensano che gli portiamo via il lavoro. Quindi, avendo voi volontari, non assumono nessuno come vigile, non assumono nessuno come carabinieri, no, del genere. Cosa che invece abbiamo riscontrato anche nella protezione civile. I vigili del fuoco alla fine ci chiamano perché loro non ce la fanno e quindi diamo una mano proprio concreta alle istituzioni. E a noi non interessa le medaglie, non interessa il fatto di appunto non essere al centro della situazione. A noi basta che il nostro lavoro venga riconosciuto sia dalla cittadinanza che dalle istituzioni e che riusciamo a portare sempre a casa un buon risultato. Ottimo, ringrazio infinite anche per la capacità di sintesi, grazie Luca. E ecco, alla luce di questo siamo a disposizione ovviamente di qualsiasi domanda che poi anche i giornalisti vorranno fare in un momento successivo e nelle prossime settimane chiederemo appunto la calendarizzazione all'interno della Commissione
competente di questo progetto di legge e cercheremo appunto di coinvolgere quanto più consiglieri possibile. Credo che questo progetto di legge possa realmente anche coinvolgere le diverse forze politiche per un semplice motivo. Abbiamo approvato diversi progetti di legge che riguardano la promozione della cultura ecologica, penso alla giornata ecologica per la Regione del Veneto, eccetera. Sono iniziative positive, sono iniziative che richiedono però altrettanta azione poi pratica, motivo per cui il riconoscimento di una struttura di volontariato istituzionale e preparato opportunamente può sicuramente aiutare il Veneto a perfezionare l'attività di informazione rispetto alla normativa e in materia ambientale, di consapevolezza della cittadinanza e quindi nella prevenzione di eventuali reati sia in prevalenza appunto di tipo amministrativo e può sicuramente aiutarci a creare una maggiore connessione fra la cittadinanza nella partecipazione all'attività di prevenzione ambientale e prevenzione sanitaria. Ricordiamoci sempre che prenderci cura del nostro territorio è un primo impegno per cominciare a prendersi cura anzitutto della nostra salute. Motivo per cui mi auguro che le iniziative fino ad oggi portate avanti in materia appunto ambientale possano vedere anche le guardie ecologiche in futuro in Veneto parte integrante di questo sistema di attività di controllo e di prevenzione che oggi è importantissimo ma subisce le difficoltà che un po' in tutti i territori si hanno, sia carenza di personale e quindi carenza di capacità di presenza all'interno del territorio. La prevenzione viene anzitutto e per questo ringrazio sempre Legambiente Veneto e ringrazio anche le guardie ecologiche dell'Emilia Romagna, ringrazio le guardie ecologiche che ad oggi si sono adoperate nel Parco Colli Euganei e ringrazio tutte le associazioni che oggi si stanno già adoperando per fare formazione e prevenzione in ambito ambientale. Speriamo di poter dare uno strumento in più per poter vedere questo impegno maggiormente sfruttato positivamente e integrato all'interno del lavoro delle istituzioni.